Buongiorno, buongiorno carissime, buongiorno carissimi. Ecco che ci ritroviamo per un po' di yoga insieme. Bene, cominciamo a rilassare completamente. Immaginiamo di creare un'onda di distensione che dalla nuca scende nel collo, nelle spalle, lungo le braccia e tutto si distende. E ascoltiamo il nostro respiro. Respiri calmi, lenti. Cerchiamo proprio di sentirlo, di seguirlo, il ritmo del nostro respiro, diventare il nostro respiro. E cerchiamo di liberare la mente da tutti i pensieri, tutti. Vedere la nostra testa come un vaso di cristallo che piano piano si riempie di luce e questa luce allontana tutti i pensieri, li manda lontano. Cerchiamo di entrare in una condizione di calma, di quiete, di serenità, di apertura. E cominciamo a portare un braccio verso l'alto. Lo allunghiamo bene verso l'alto e cerchiamo di spingerci su come se volessimo toccare il soffitto. Teniamo un attimo questa posizione. Poi lentamente abbassiamo il braccio, lo rilassiamo. Cerchiamo di sentire le differenze tra questo braccio e l'altro braccio. Poi su, portiamo l'altro braccio verso l'alto, ci allunghiamo bene verso l'alto, rilassiamo. Adesso portiamo tutte e due le braccia verso l'alto, allunghiamole bene verso l'alto, teniamo un attimo l'allungamento, poi apriamo le braccia, le spingiamo lontano, le facciamo scendere lentamente, le portiamo in avanti, intrecciamo le dita delle mani, spingiamo bene in avanti le braccia, non facciamo questo, giù bene le spalle lontane dalle orecchie, le braccia si allungano bene in avanti. Bene, le rilassiamo. Adesso lavoriamo per sciogliere un po' le cervicali. Dentro il respiro la testa si flette in avanti, fuori il respiro. Inspiro, sollevo la testa, espiro, le stendo indietro, sento che si apre bene, si distende tutta la gola. Ancora inspiro, testa al centro, espiro, la fletto in avanti. Lasciamo un po' la testa cadere in avanti, un po' pesante. Poi con l'inspirazione porto ancora la testa al centro, espirando lentamente indietro la testa. E ritorno. Adesso portiamo un po' indietro la testa, poco, senza chiudere le cervicali. Lentamente apriamo la bocca e lentamente la richiudiamo e ripetiamo un po' di volte. Apro, chiudo. Ancora. Apro, chiudo. Ancora. Facciamolo ancora una volta. Questo serve per togliere tutte le tensioni dalle mandibole e dalle mascelle. Adesso inspiriamo, testa al centro, espirando la incliniamo verso una spalla, apriamo lateralmente il braccio opposto, lo spingiamo un po' lontano. Adesso apriamo bene la
parte laterale del collo. Teniamo un attimo l'allungamento, poi ritorniamo. La testa scende verso l'altra spalla e apriamo il braccio opposto. Poi la testa ritorna al centro, richiamiamo il braccio, rilassiamo. Lavoriamo ancora un po' sulle cervicali, dentro il respiro, fuori il respiro, giro lentamente la testa verso una spalla, la riporto al centro, dentro il respiro, fuori il respiro, porto la testa all'altra spalla. Ancora ritorno al centro, inspiro, espiro. Ritorno inspirando, espiro. E adesso portiamo la testa al centro, cerchiamo sempre di tenere le spalle aperte, rilassate, tutto il corpo disteso. Adesso disegniamo dei cerchi nell'aria con la testa, flettiamo la testa in avanti e piano piano la facciamo ruotare con leggerezza. Immaginiamo che la nostra testa sia una bella nuvoletta dorata, la muoviamo piano nell'altra direzione, ascoltiamo come si muove il collo, come si muove la testa. Cambiamo ancora direzione. E ancora una volta dall'altra parte. Movimenti lenti, attenti, cerchiamo di essere sempre pienamente attenti a quello che stiamo facendo, di essere veramente presenti. Se siamo distratti, i gesti non possono crearsi gesti armoniosi, i gesti sono sempre un po' disordinati. Bene, adesso portiamo le mani alle spalle, su, portiamo i gomiti verso l'alto, cerchiamo di avvicinare i polsi dietro la nuca, inspiro, espirando, lentamente i gomiti scendono ancora ai fianchi. Cerchiamo di sentire il movimento che c'è sulle fasce laterali del tronco. Inspirando su, ancora. Cerco di avvicinare un po' i gomiti, avvicino le scapole, espirando. I gomiti scendono, tutto molto lentamente. Ancora su. E le braccia scendono. Bene, rilassiamo le braccia, lasciamole riposare. Portiamo le mani ai fianchi, disegniamo dei cerchi nell'aria con il tronco. Facciamo dei bei cerchi ampi. Ancora. Adesso nell'altra direzione. Ancora un cerchio. Ascoltiamo sempre il movimento, facciamo sempre tutto con attenzione e ci fermiamo. Rilassiamo. Adesso inspirando portiamo le braccia verso l'alto. Espirando pieghiamo una gamba, mani intrecciate sul ginocchio, fuori il respiro, ci flettiamo in avanti, incurviamo anche un po' le spalle. Inspiro sulle braccia, espiro, le lascio scendere e le abbandono. Ancora inspiro, espiro su l'altra gamba,
cerco di avvicinare, di far scendere la testa verso il ginocchio, inspiro su, allungo, espiro, le braccia si abbandonano. Ancora una volta, inspiro, allungo, espiro, chiudo, inspiro, porto ancora le braccia verso l'alto, espiro, le lascio andare. Ancora una volta, inspiro, allungo, espiro, inspiro, allungo, espiro, le braccia si abbandonano. Bene, rilassiamo. Adesso portiamo indietro le braccia inspirando, dentro il respiro, spingiamo bene indietro le spalle, cerchiamo di avvicinare le scapole, espiro, le braccia in avanti, la testa tra le braccia, fuori completamente il respiro. Ancora, inspiro, apro bene il torace, chiudo la schiena, espiro, chiudo il torace, distedo tutti i muscoli della schiena. Ancora, inspiro e espiro. Abbandono le braccia, mi risollevo, mani sulle ginocchia, rilasso. Adesso portiamo ancora le mani ai fianchi. Inspirando allunghiamo bene tutta la colonna verso l'alto. Espirando lentamente entriamo in torsione. Giriamo la testa, giriamo le spalle, giriamo il tronco. Ritorno al centro. Inspiro, espiro, ruoto sull'altro lato. Ritorno, inspiro, espiro lentamente, molto lentamente, entro in torsione. Ritorno, inspiro, dentro il respiro, fuori il respiro. E ritorno. Rilasso. Incliniamo piano la testa da una spalla all'altra. Bene. Adesso facciamo dei movimenti lenti, molto lenti e leggeri. Dobbiamo pensare di avere le braccia senza peso, braccia leggerissime. Cominciamo con un'espirazione, incliniamo un po' la testa, portiamo un po' indietro le braccia, fuori il respiro. Apro, dentro il respiro. Sulle braccia, con leggerezza. Adesso le ruoto completamente, fin quanto è possibile, senza fare questo, teniamo sempre le spalle lontano dalle orecchie, riporto i palmi delle mani verso l'alto, su le braccia, le faccio scendere, mi fletto un po' in avanti, indietro le braccia, fuori il respiro, dentro il respiro, sulle braccia leggere, leggerissime, senza peso, ruotano completamente, ruotano ancora sui palmi delle mani, sulle braccia verso l'alto e le faccio scendere piano, abbandono la testa, abbandono le braccia. Mi risollevo, rilasso. Adesso solleviamo una gamba, mani intrecciate sotto la coscia, inspiro, espirando spingo un po' la gamba lateralmente, tengo un attimo questa apertura, poi la riporto al centro e la faccio scendere. L'altra gamba, mani intrecciate sotto la coscia, dentro il respiro,
fuori il respiro. Ritorno, cambio, l'altra gamba, su, inspiro, espiro. E ritorno, e l'altra gamba, su, dentro il respiro, fuori il respiro. E ritorno, e rilasso. Adesso portiamo le mani alle spalle, palme delle mani in avanti, disegniamo dei cerchi nell'aria, sempre tutti movimenti lenti, come se le mani scivolassero su un vetro. Sentiamo le scapole che si avvicinano e si allontanano. Nell'altra direzione. Ancora un cerchio. Ci fermiamo. Mani sulle ginocchia. Adesso portiamo ancora le mani ai fianchi. Ci spingiamo in avanti con il tronco. Allunghiamoci bene in avanti. Cerchiamo di spingerci in avanti il più possibile. Proprio sentire che la colonna si allunga dalla base, dall'osso sacro fino alla nuca. Poi continuiamo a scendere ancora. Cerchiamo di appoggiare l'addome sulle cosce. Abbassiamo la testa. Fermiamoci un attimo così, c'è proprio questo, deve esserci proprio un bel allungamento di tutta la colonna in avanti. Mento abbassato, teniamo un attimo questa posizione. Poi abbandoniamo le braccia, la testa, piano piano, una vertebra dopo l'altra. Ci risolleviamo, rilassiamo. E incliniamo ancora piano la testa da una spalla all'altra. E ci fermiamo. E adesso apriamo le braccia, le spingiamo lontano, le chiudiamo e ci abbracciamo. Ci abbracciamo perché ci vogliamo bene, perché nessuno al mondo è come noi. Nessuno è mai stato, nessuno sarà mai come noi. Nessuno ha vissuto la nostra vita. Ognuno di noi ha qualcosa di unico, di insostituibile da esprimere. E ci accettiamo così come siamo, ci vogliamo bene. E adesso sciogliamo, vi ringrazio, spero che possiate passare una buona giornata, che lo yoga vi abbia fatto bene, che vi abbia rasserenato e adesso sono io che abbraccio tutti voi con tanto affetto. Buona giornata cari amiche e cari amici.